A nord-est si vive a lungo. Secondo uno studio dell'Osservatorio Ricerca Salute, infatti, gli uomini possono sperare di vivere in media fino a 81 anni, le donne fin quasi a 86, un dato superiore a quasi tutte le regioni italiane. In questa speciale classifica Treviso è prima in Veneto, Padova quarta a poca distanza. Io so che nel Veneto si vive benissimo. Poi per lavoro giro 5 province, quindi sono anche a Treviso, si vive bene lì come a Vicenza, Padova, Verona. Dappertutto. Sinceramente non lo so, mi sembra strano con lo smog e tutto. Avremo una dieta più equilibrata. Tra i segreti dei veneti per raggiungere età impensabili fino a 20 anni fa, lo stile di vita sano, la prevenzione e un sistema sanitario che funziona, ma anche il titolo di studio. La laurea si misura in 5 anni di vita e c'è chi è scettico. È un dato buono. Per quelli che ce la fanno sicuramente sì, e quelli che non ce la fanno rideranno meno. Qual è il segreto secondo lei? Bisognerebbe capire come hanno fatto a stabilire che si vive fino a 82 anni, perché io sinceramente non ci credo. Se si è in buona salute senz'altro, anche di più, ma se no, no. A Treviso un po' di più, è la prima del Veneto, un po' più vecchi si diventa lì. Sì, a Treviso? Sì, come mai secondo lei? Sono contenta per i trevigiani, vuol dire che avete uno stile di vita abbastanza sano. La politica invece quella non c'entra, ci vuole anche fortuna. Certamente non la tranquillità, certamente non la sana politica, probabilmente è una questione di fortuna.